è l'estate delle baby gang a Treviso. Dopo l'aggressione a un'avvocatessa, banda di giovani ruba un van a una famiglia di turisti inglesi. Il sindaco Conte scrive al ministro Piantedosi per chiedere più forze di polizia. La procura di Belluno intende fare chiarezza sul decesso di un 79enne morto poco dopo un intervento al cuore all'ospedale San Martino. 2 medici iscritti sul registro degli indagati. Assalto a una sala slot, ma i banditi scappano senza malloppo. Il video della spaccata e caccia all'uomo da parte della polizia intervenuta a Vicenza, a ridosso della zona industriale di Creazio. Tragico incidente nella campagna di Gambellara. Agricoltore di 66 anni, Giovanni Lazzari, cade e batte la testa su un sasso, a ritrovarlo senza vita il cugino. Docenti precari del Veneto in protesta a Mestre sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo vinto il concorso ma non ci assumono, denunciano, e sul ritorno a scuola gravano le alte temperature. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo terminal crociere a Fusina. Sarà un turismo di lusso, la prima nave attesa per il 5 settembre. Venezia 81 è la mostra delle grandi dive. Oggi il giorno di Nicole Kidman, domani il primo film italiano in concorso. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano ci porta a Treviso. Rubano lungo il Put un minivan 2 turisti inglesi nella notte tra mercoledì e giovedì, ma scatta la denuncia e la polizia lo ritrova a Villorba colpevole ancora una volta una baby gang di 16-18 anni, l'ultimo già noto alle forze dell'ordine, un terzo invece era un trentenne. Ancora una baby gang all'opera a Treviso. 3 giovani di 16, 18 e 30 anni hanno rubato l'altra notte una Volkswagen Touran del valore di 50.000 euro parcheggiato lungo il Put a Treviso. La coppia di turisti inglesi, proprietaria del veicolo in vacanza con i 3 figli, ha però fatto immediatamente denuncia alla polizia, che in meno di 24 ore ha trovato sia il furgone che i ladri e anche la refurtiva. Si tratta di 3 giovanissimi, già noti alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere davanti all'autorità giudiziaria dei reati di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 18enne è tra l'altro lo stesso soggetto che nei giorni scorsi si è reso responsabile della rapina ai danni del venditore di rose in piazza Santa Maria dei Battuti. Il furgone è stato poi ritrovato a Villorba, nel parcheggio del Pattinodromo. Aveva alcuni finestrini danneggiati e gli oggetti rimasti all'interno erano stati trafugati. I ragazzini invece si trovavano dentro un parco molto vicino a dove avevano abbandonato il mezzo. I giovani stavano tenendo dei comportamenti sospetti, tanto che gli agenti hanno proceduto ad un controllo. Uno di loro aveva in tasca un martelletto frangivetro e tutti e 3 avevano nelle tasche degli oggetti che erano contenuti all'interno del mezzo. Immediata quindi la denuncia a piede libero per tutti e 3. E non si è ancora spenta l'eco dell'aggressione subita dall'avvocato Barbara Vidotti in pieno giorno in via Cavour, episodio per il quale anche il presidente Luca Zaia ha espresso vicinanza e solidarietà alla vittima, anche se i commercianti di Borgo Cavour ribadiscono che la zona è sicura e si tratta solo di una bravata. Come presidente del Borgo mi dispiace di quello dell'accaduto. Secondo me è una bravata dei ragazzi proprio. Non credo che il Borgo sia così pericoloso. Non abbiamo mai avuto confusione, non ha mai avuto nessuno noi qua. Noi siamo qua dalla mattina alle 7 e la sera alle 8, 8 e mezza, quindi il Borgo qua da noi è vissuto ampiamente. A parer mio il quartiere è sicuro, frequentato comunque da studenti, professori, ci sono studi di avvocati, commercialisti, quindi c'è una zona sicura anche con i ragazzi. Io che lavoro con i ragazzi, sono sempre bravi ragazzi, non possiamo lamentarci qui. Certo, può succedere che ci sia la persona sgradevole, però non situazioni di violenza. Un quartiere che vive molto tra settembre e giugno, quando gli studenti affollano esercizi e strade, ma che non ha bisogno di più eventi, semmai d'altro. Ho detto anche al sindaco Mario Conte, ci vuole più passaggio di polizia locale, carabinieri. La procura di Belluno intende fare chiarezza sul decesso di un 79enne morto poco dopo un intervento al cuore all'ospedale San Martino. 2 medici sono iscritti nel registro degli indagati e l'Ulsuno Dolomiti ha aperto un'inchiesta interna sul decesso di Gianfranco Alberti, un 79enne di Cortina d'Ampezzo, morto il 19 agosto poco dopo il rientro a casa dall'ospedale di Belluno. L'uomo era stato ricoverato al reparto di cardiologia del San Martino, dove per dei problemi al cuore era stato sottoposto ad un intervento con posizionamento di stent. Dopo giorni di degenza era stato dimesso ed era da poco rientrato a casa.
L'autopsia è effettuata all'obitorio di Belluno, dove oltre al medico legale incaricato dalla procura erano presenti i consulenti della famiglia del 79enne e dei 2 medici coinvolti. Ha stabilito che la causa del decesso è un emotorace da dissecazione aortica. Ora il compito dell'autopsia sarà anche quello di chiarire se durante il ricovero si potesse capire l'esistenza di quel problema. Un aspetto questo per cui i tempi di risposta saranno sensibilmente più lunghi. A Vicenza ora assalto a una sala slot, ma i banditi scappano senza malloppo e ancora caccia all'uomo. Ore 4:26, strada padana verso Verona, un centinaio di metri prima di Creazzo. 2 soggetti inguainati in tute bianche con il volto travisato parcheggiano di fronte alla sala slot Riviera Monte Carlo. Imbracciano una pesante spranga metallica e tentano di forzare senza successo la principale porta d'ingresso, chiusa 2 ore prima. L'azione è documentata dal circuito di videosorveglianza fino al momento dell'irruzione dei ladri nel locale, dopo aver sfondato la vetrata. I malviventi si precipitano nei locali con i videopoker e cominciano a scassinare le piccole cassaforti. Scattano però gli allarmi. Le immagini in diretta vengono viste anche dai titolari della sala slot, che si precipitano sul posto allertando le forze dell'ordine. I 2 criminali, vistosi scoperti, abbandonano i loro intenti e dividendosi si danno la fuga. Uno a piedi, l'altro a bordo del furgone, che però, avendo il portellone posteriore aperto, fa cadere per strada le 3 piccole cassaforti appena caricate. Un piano sicuramente studiato. Questa è la via di fuga scelta dei malviventi, che hanno proprio scelto con il furgone di arrivare in contromano in questo punto. Il bandito infatti ha lasciato il furgone parcheggiato sotto questo sottopasso molto stretto e diventando una sorta di tappo nei confronti delle forze dell'ordine che lo stavano inseguendo. L'uomo a piedi è uscito dal furgone e si è dileguato in quella parte, sicuramente ad aspettarlo qualche complice per scappare definitivamente verso l'autostrada. Il furgone è poi risultato rubato. Stamane il pesante portone d'ingresso è già stato sostituito. L'assalto risale alle prime ore di giovedì. Da allora continua la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per risalire ai criminali responsabili. Gli inquirenti stanno esaminando con cura i fotogrammi dell'assalto per risalire a dettagli significativi. Rimaniamo nel Vicentino, incidente mortale nella campagna di Gambellara. Gambellara è stato trovato esanime con una profonda ferita alla testa. Immediatamente è stato allertato il SUEM 118, ma quando è arrivato il medico non ha potuto far altro che constatarne la morte. La vittima è un agricoltore di 66 anni. Secondo la ricostruzione sarebbe scivolato e avrebbe battuto la testa contro un sasso. Insomma, un incidente finito in tragedia accaduto in una zona isolata, sui colli in zona Monte di Mezzo, dove la vittima aveva un terreno di proprietà che coltivava. A trovarlo il cugino, che ha provato a dargli soccorso senza però riuscire a rianimarlo. Maltrattamenti in famiglia, 40enne allontanato dagli anziani genitori. Era l'incubo degli anziani genitori che vessava e malmenava in continuazione. In particolare il padre 70enne era l'oggetto verso il quale riversava tutta la sua violenza. Un 40enne residente nella Bassa Padovana è stato allontanato da casa dopo l'ennesimo intervento dei carabinieri di Carmignano Sant'Urbano. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori 70enni e di lesioni aggravate ai danni del padre. I militari erano intervenuti spesso nelle abitazioni di famiglia per liti tra il figlio e il padre. In alcune occasioni l'anziano è dovuto anche ricorrere alle cure mediche per le ferite subite. Per il 40enne è stato disposto non solo l'allontanamento dalla casa familiare, ma anche il divieto di potersi avvicinare ai luoghi frequentati dal padre. Docenti precari del Veneto in protesta a Mestre sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo vinto il concorso ma non ci assumono, denunciano, e sul ritorno a scuola aggravano le alte temperature. L'Italia dei concorsi, l'Italia dei ricorsi, l'Italia dove il merito è presa a schiaffi. Abbiamo vinto il concorso ma non ci assumono. Questo è il mantra con cui i docenti precari del Veneto hanno protestato sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale a Mestre. Ho iniziato questo lungo percorso del concorso ordinario 2020 e nel 2024 sono ancora in attesa di stabilizzazione. Si parla molto di merito nella scuola, nell'ambito scolastico. Noi il merito ce l'abbiamo. Nonostante abbiano superato i concorsi, sono precari da anni a causa della scelta del Ministero di accantonare i posti in virtù di nuovi concorsi, quelli cioè del PNRR che si terranno quest'autunno. Ritengo che sia abbastanza indicativo della situazione vedere studenti delle medie di prima, seconda e terza media che si lamentano con i docenti stessi per una mancanza di continuità delle lezioni. Che cosa vuol dire essere non stabilizzati?
Vuol dire essere costantemente nella precarietà, non poter accedere a dei prestiti economici, ad offrire un'opportunità, diciamo, un orizzonte non solo a te ma a tutta la tua famiglia. Tutti chiedono di essere stabilizzati, come il caso di Erika, insegnante, pianista, cantante e cantautrice. Già docente al liceo musicale e coreutico di Udine, ora è disoccupata. Siamo bloccati su due fronti, il fronte dell'immissione in ruolo e il fronte anche delle supplenze. Bisogna anche dire che i docenti che sono già in ruolo, individuati dal concorso 2020 e che abbiano rinunciato, dovrebbero quindi lasciare spazio ai colleghi precari. E lei, è il caso di dire, a cantargliele al Ministero. Il merito in Italia, scambiato per il pane, la lotta per la fame, un rancio da straccione. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo terminal crociere a Fusina, sarà un turismo di lusso, la prima nave attesa per il 5 settembre. Inaugurato il nuovo terminal crociere a Fusina. La struttura, realizzata grazie a un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri, permetterà alle compagnie di navigazione di contare su 2 banchine servite da terminal per navi rispettivamente fino a 210-250 metri di lunghezza durante tutta la stagione. È un impegno che VTP si era preso per contribuire, diciamo, a portare le navi di lusso a Venezia, come abbiamo parlato molto, mettendole nelle condizioni di avere un servizio veramente all'altezza. Da domani saremo in grado di fare un port direttamente qui a Fusina, il che significa che le navi di extra lusso che arrivano a Venezia, che attualmente, come sapete, devono fare tutte le attività di imbarco e sbarco in marittima, potranno fare tutto direttamente qui. Questo comporterà da un lato una riduzione dei costi per le compagnie di crociera, ma soprattutto un grande miglioramento del servizio. Con questo intervento si stima che il traffico crocieristico potrà crescere del 9% in termini di passeggeri movimentati, raggiungendo i 540.000 a fronte dei 497.000 del 2023. Per quanto riguarda gli approdi, le compagnie quest'anno garantiranno circa 240 toccate, il 95% delle quali in modalità on-port. Qui trovano ovviamente la casa migliore per Venezia, anche perché dalle cuccette della nave si può vedere Venezia, come avete visto, e da qui oltretutto, oltre a fare tutte le attività di imbarco e sbarco, possono raggiungere Venezia in tempi molto rapidi direttamente con il taxi acque e con tutti gli altri strumenti. Avere la possibilità di fare tutte le operazioni di imbarco e sbarco a Fusina senza dover fare la spola tra Fusina e la marittima, cosa che avveniva fino a ieri, è un cambiamento incredibile. I viaggiatori possono arrivare direttamente qua, fanno le loro operazioni, l'infrastruttura, come la vedete, è un'infrastruttura temporanea ma che ha tutte le caratteristiche. Io veramente ne ho viste tante e questa è molto bella, funzionale e progettata sulle esigenze proprio degli operatori, per cui il cambiamento è di fatto radicale. Il lunedì prossimo 2 settembre sarà riaperta al traffico la strada statale 51 di Alemagna in località Fadalto nel comune di Vittorio Veneto, chiusa lo scorso 12 luglio a causa di una frana che aveva causato imponenti colate detritiche e reso instabili i versanti che incombono sull'infrastruttura. ANAS ha completato i lavori di rimozione del materiale franato e gli interventi di ripristino del sistema di monitoraggio della stabilità del versante. Attualmente sono in corso le ultime operazioni propedeutiche alla riapertura. Dunque strada riaperta dal prossimo lunedì. Apriamo ora la pagina dedicata alla mostra del cinema di Venezia. Oggi il giorno di Nicole Kidman, domani il primo film italiano in concorso. Sono le grandi dive ad illuminare la scena all'81esimo Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, secondo un calendario che sembra fatto apposta per far impazzire i fan. Oggi è la giornata di Nicole Kidman, arrivata al Lido, mentre ieri sera splendido tappeto rosso per Angelina Jolie e Cate Blanchett, che si sono concesse in modo generoso ai fan in visibilio lungo le transenne. Ma tra i film alla mostra anche grandi scoperte, come l'inedito ritratto di Leopardi con la regia di Sergio Rubini. Ho scoperto che non era solo il poeta perennemente triste, con la gobba, depresso e malinconico. Ho scoperto un uomo dal pensiero multiforme, un uomo anche ironico, un uomo estremamente vitale, il cui pessimismo nasce appunto da un eccesso di vitalismo. Ho scoperto un pensiero spregiudicato,
e mi sembrava quindi giusto a un certo punto, come dire, regalare allo spettatore la stessa sorpresa che avevo vissuto io leggendolo più approfonditamente di quanto non avessi fatto sui banchi di scuola, e quindi poi ho scoperto, diciamo, un eterno ragazzo. Merito va a un gruppo di amici davvero sorprendente, e domani è la giornata anche del primo film italiano in concorso, Campo di battaglia di Gianni Amelio. Questo lavoro che è nato ormai un anno fa, quando l'abbiamo finito? L'abbiamo finito a marzo, non lo so, è partito da un po' di tempo. È stato un regalo che mi ha fatto Sergio. Ho fatto questo provino, poi lui mi ha scelto ed è stato un viaggio stupendo. Io mi sono appassionato insieme a Sergio Rubini quando mi ha proposto di fare Pietro Giordani, che è un personaggio veramente bello, un personaggio libero, e quindi è stato bello lavorare cercando di interpretarlo in tutte le sue sfaccettature. Qual è secondo te l'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi? Oddio, domandona. L'hai appena fatta a scuola, Lei è appena No, non è una giustificazione questa. Posso giustificarmi? No, devo rispondere. L'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi, ma per come posso interpretarlo io, forse proprio la sua analisi della concezione umana. Ma in realtà ciò che mi ha colpito di più di lavorare a questo progetto è stato scoprire la vitalità del poeta e del personaggio che è Leopardi, quindi forse l'attualità è proprio scoprire questa vitalità segreta. Ciao Antenna 3! Ciao Antenna 3! Si chiude così questa edizione del telegiornale Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.